Buongiorno a tutti. Per chi non mi conoscesse, sono Domenico Piccino e sono il rappresentante dell'ANPI della Gallura che opera sul territorio della provincia di Sassari. Infatti la nostra associazione attualmente si chiama Sassari Gallura. Noi operiamo su larga scala, sempre in raccordo con la nostra direzione nazionale, e infatti oggi è presente, ci onora della sua presenza, alla mia sinistra Vincenzo Calò, che è il responsabile per la segreteria nazionale dell'area meridionale, e alla mia destra di là c'è Piero Cossu, che è il presidente della commissione di garanzia nazionale. Per noi quindi questo è un evento di grande portata, perché pensiamo che l'ANPI nel nostro territorio, ma se vogliamo in tutta la Sardegna e in tutto il territorio nazionale, abbia una grande missione ancora da compiere e da sostenere, che è quella di affermare che l'antifascismo, la democrazia e i valori costituzionali sono l'asse portante della nostra vita quotidiana e civile, ed è questo il principio su cui noi impostiamo tutto il lavoro. L'ANPI, come poi spiegheranno Vincenzo e Piero, non è un partito, non è una subcorrente di qualche corrente del partito, è un'associazione democratica che nasce all'indomani della liberazione di Roma da parte degli alleati il 4, correggimi, o il 5 giugno del 1944, e poi si è costituzionalizzata nel 1945. È un'associazione morale, e aderivano tutti i partigiani che poi hanno costituito l'arco costituzionale, che hanno scrissero a suo tempo nel 46, 47, 48 la nostra Costituzione, che oggi qualcuno maldestramente vorrebbe mettere in discussione, e che noi naturalmente non condividiamo questi tentativi di rovesciamento, e faremo in modo di contrastarla in tutte le sedi possibili e immaginabili, per affermare che la Costituzione è la base della nostra convivenza civile, è la base dei nostri 70 anni di pace, di armonia con il resto del mondo e dell'Europa in particolare, e noi pensiamo che ancora la sua funzione sia completamente attiva e debba essere ulteriormente anche dispiegata per fare veramente buon servizio alla nostra comunità nazionale, e non solo, e anche internazionale. E pensiamo che gli eventi che noi organizziamo siano in funzione di questi principi. Oggi purtroppo per noi stiamo conoscendo, e soprattutto per le nuove generazioni, momenti difficili della convivenza civile, perché c'è la guerra. Abbiamo iniziato con la guerra in Ucraina, l'invasione da parte della Russia di uno Stato sovrano, e pensavamo di poterla un po' liquidare in breve tempo, invece è ancora in corso, provocando distruzioni e morti in maniera veramente indescrivibile. Purtroppo la cosa si è ulteriormente aggravata, perché la guerra si è estesa al Medio Oriente, con tutto quello che ne è conseguito dall'attacco da parte di Hamas il 7 ottobre, e tutto quello che sta avvenendo in questi giorni, perché il popolo palestinese sta subendo un massacro indicibile. Io non mi soffermo sulle definizioni, se si tratta di è un massacro. Si parla di 30.000 morti ad oggi, di cui la stragrande maggioranza sono la popolazione civile. Solo questo per quanto riguarda la Palestina. Si è aggiunto anche il fatto che in questi giorni c'è il pericolo che questo conflitto si estenda a due nazioni sovrane come l'Iran e come Israele, e che
possiamo facilmente immaginare quali effetti distruttivi avrebbe per tutta la comunità mondiale e internazionale. Ma questi sono temi che sicuramente svilupperà molto molto meglio di me il nostro compagno del Nazionale, Vincenzo, e quindi la fermo lì. Io mi riporto alla giornata di oggi e prima di tutto un ringraziamento alla nostra vice sindaca e assessore alla cultura, perché non manca mai agli eventi che noi promuoviamo. Fra l'altro Sabrina ha avuto un merito che noi gli riconosciamo pubblicamente, di avere istituito e quasi formalizzato la visita ai campi di concentramento ad Auschwitz con i ragazzi delle scuole superiori sensibili al tema. Quando ci siamo conosciuti la prima volta, Sabrina mi ha detto: io sono di destra, ha subito messo le mani avanti dicendo: tu voi fate tutte queste cose ma io sono di destra. E io gli ho risposto, vi sostengo però. E io gli ho detto: andà bene, dighiamo una compagna di destra, e l'abbiamo chiusa. È bello, è piaciuto a Dario anche E l'abbiamo chiusa lì e lì abbiamo avviato tutta una collaborazione che penso che continuerà anche nel prossimo futuro, e abbiamo fatto tante cose bellissime al pari di questa. Poi i lampi della Gallura, unitamente sempre alla struttura nazionale e regionale, ha deciso di istituire un premio che vedo Franco Sionis dietro le quinte, che è il presidente della commissione Joyce Lussu, che diciamo che dovrebbe essere lui al mio posto a relazionare su questi temi. Allora abbiamo istituito questo premio dentro la nostra federazione gallurese perché pensiamo che una figura della grandezza di Joyce Lussu Salvadori, si chiama Joyce Salvadori, Lussu è il nome del marito, che era Emilio Lussu, un nostro padre della patria, nostro concittadino e conterraneo, a cui noi tutti ci rifacciamo nelle nostre riflessioni, un guerrigliero che combatté in prima persona il fascismo con le armi, e Joyce fece altrettanto, combatté il fascismo con l'esilio, con le armi, in 20 anni di attività clandestina in tutta Europa e in tutto il mondo, e poi finita la guerra hanno scritto anche loro, come padri e madri costituzionali, la Costituzione di cui io ho fatto cenno. E poi Joyce si è ulteriormente definita anche nella sua personalità come grande artista e grande poetessa e grande scrittrice. L'opera che ha mosso tutte le nostre attenzioni è sicuramente l'Olivastro, che è il suo innesto lei che era una nobildonna fiorentina che si innesta con la società agropastorale sarda, perché Emilio Lussu proveniva dal nostro mondo e dal nostro ambiente agropastorale, e quindi grande merito e grande riconoscenza. In questi giorni, per la stessa ragione, abbiamo celebrato un grande personaggio del calcio, riconoscendogli altrettanti meriti di riconoscersi nei valori della nostra comunità sarde. Non citiamo chi è, ma è facile da intuire. Allora, dicevo, adesso entriamo un po' nel vivo della premiazione. Questo premio Joyce l'abbiamo istituito proprio per riconoscere ad alcune personalità che, secondo il nostro modestissimo giudizio, si sono sempre impegnate nella loro vita civile e professionale a sostegno dei valori dentro la società civile, a sostegno dei valori battagliando contro le disuguaglianze, contro il fascismo, contro l'emarginazione, contro tutto ciò che produce differenze sociali, e dando un contributo notevole dal loro punto di vista artistico e in questo caso anche musicale alla crescita e all'emancipazione delle nostre comunità e delle nostre genti. La prima edizione la facemmo a Nuoro
premiamo una giovane cantante sarda che si chiamava Lina Galte, di Galtellì, e canta in sardo. Lei ci ha sempre seguito nelle nostre attività e quindi ci sembrava giusto farle un riconoscimento. Lo scorso anno, alla seconda edizione, abbiamo premiato qui in biblioteca il senatore Luigi Manconi, grande giornalista, grande intellettuale, grande esperto di musica, perché anche a lui abbiamo riconosciuto questo impegno civile, oltre che nel suo caso anche politico, per proprio la difesa di questi valori, contro le discriminazioni che si consumano nelle carceri, che si consumano nelle fasce più deboli della società, dove si costringono intere popolazioni al sottosviluppo e alla subordinazione, in qualche caso anche allo schiavismo, come accade spesso a tutti gli emigrati che attraversano il mare e poi cercano una collocazione nella civile Europa e poi finiscono per fare gli schiavi per aziende malfattrici o in molti casi anche per la malavita organizzata. In quest'anno invece questo premio abbiamo pensato di riconoscerlo a un nostro concittadino che è conosciuto in tutto il mondo per le sue arti e la sua bravura artistica, musicale, che però noi abbiamo l'onore di averlo come concittadino e di conoscerlo personalmente e apprezzarlo fin da ragazzo portatore di questi valori, che è Paolo Fresu, che è qui con noi, e lo ringraziamo veramente di cuore di aver accettato questo nostro invito e questo nostro piccolissimo riconoscimento. La nostra associazione non ha mezzi, vive di mezzi propri. Quest'anno abbiamo potuto beneficiare di un piccolo finanziamento che ci ha fatto la Fondazione Banco di Sardegna, che purtroppo ancora non ce l'abbiamo in tasca, ecco, aggiungiamo, quindi tocca sempre a noi pagare in banca. Non ce l'abbiamo ancora non ce l'abbiamo, però il Banco di Sardegna doveva essere presente con noi qui, Giacomo Spisso, ma ci ha comunicato all'ultimo minuto che è dovuto, per ragioni veramente professionali, diciamo, essere presente da un'altra parte. Noi però stiamo aspettando e siamo contenti che la fondazione abbia fatto questa piccola donazione, e fra l'altro nostro intendimento proprio all'interno di tutto di questi passaggi è che questo premio diventi veramente un premio della città di Olbia, supportato dalla fondazione Berlinguer, che è nostra partner, e dall'amministrazione comunale, e diventi una scadenza fissa per riconoscere da grandi personaggi, sempre dal nostro punto di vista, che meritano questi riconoscimenti. A Bali l'ho fatta troppo lunga, a Palvoi, e quindi diciamo che mi fermo qui. Procediamo alle presentazioni. Vincenzo ve l'ho già presentato, Vincenzo Calò, che è della segreteria nazionale dell'ANPI, responsabile dell'area sud, la vice sindaca di Olbia che sostituisce Settimo Nizzi, che anche a lui all'ultimo minuto gli è venuto fuori un impegno irrinunciabile, che però, come dicevo, è sempre presente alle nostre iniziative, Paolo Fresu. E poi però è presente con noi, sono presenti due classi che noi abbiamo selezionato, che sono una classe del liceo scientifico, accompagnate dal professor Filippo Pace, che vedo laggiù, e soprattutto una classe dell'Istituto Tecnico Ansicora, che ha materialmente costruito il premio che daremo a Paolo, con l'aiuto naturalmente dei loro professori che sono qui con noi, professor Punzo, Ciro Punzo e Alessandro, che non mi ammento come ti chiami, ecco. Va bene, ecco, loro, noi gli abbiamo chiesto se potevano fare per noi un lavoro
che ha valore dal punto di vista economico, valore zero, però dal punto di vista affettivo e di comunicazione civile per noi è una grande operazione, perché questo rappresenta il papavero, e siccome Bella Ciao ricorda il papavero, e fra l'altro il papavero è dentro il simbolo della tessera dell'ANPI del 2024, abbiamo pensato di adottarlo come nostro simbolo per sempre. Poi può essere modificato, quest'anno l'hanno fatto i ragazzi dell'IPIO, magari il prossimo anno lo facciamo fare ai ragazzi dell'artistico, ecco, però il nostro intendimento è un po' questo. Penso di aver detto tutto, se qualcosa l'ho dimenticata recupererò più tardi, se no veramente vi annoio con le mie discussioni e le mie chiacchiere. Io darei la parola alla sindaca. Io mi alzo in piedi, Domè. Intanto buongiorno a tutti e benvenuti a tutti e a tutte. Ormai dobbiamo utilizzare anche il vocabolario. Scusa Domè che c'è il filo, grazie. Grazie veramente di cuore all'ANPI. Domenico ha già detto un po' tutto e anche di più, però in effetti è vero, per me è il 7° anno da assessore e dall'inizio del mio mandato da assessore alla cultura, adesso vabbè anche in veste di vice sindaco, in effetti porto avanti tante iniziative insieme all'ANPI. Perché è vero, non siamo qui assolutamente, come dice Domenico, per fare politica. Sì, io ho rimarcato e ho ribadito sicuramente la mia appartenenza, ma non è un segreto. Sono stata eletta nelle fila di Forza Italia, faccio parte di Forza Italia, però io ritengo e sono veramente convinta che valori come la democrazia, come il rispetto, come l'uguaglianza non abbiano assolutamente colore politico, ma anzi siano dei valori imprescindibili per il benessere delle nostre comunità. Quindi assolutamente sostengo con convinzione tutte le vostre iniziative, e ancor di più lo faccio perché spesso queste iniziative sono rivolte alle giovani generazioni. È per questo che qui oggi c'è una rappresentanza delle nostre scuole, è solo una rappresentanza, ma tante di quelle iniziative si fanno dentro le scuole, e quindi ragazzi che siete quella società, la nostra generazione del futuro, è importante appunto che ci siano dei momenti di riflessione su questi temi e che non ci dimentichiamo quanto quelle atrocità invece non facciano vivere bene le nostre comunità, anzi il contrario. Ed è anche per questo che io non ho quasi, ma proprio organizzato il viaggio di cui tu parlavi all'interno dei campi. Abbiamo fatto un bel giro, abbiamo fatto Mauthausen, Dachau, con Ennio Trivellin, che è il padre di una nostra docente del Panedda, che è stato proprio un deportato del campo di Mauthausen e di Dachau. Abbiamo interrotto per il Covid, ma insieme all'Associazione Amici della Biblioteca e alla stessa professoressa stiamo riorganizzando e quindi un continuo assolutamente anche da questo punto di vista, affinché si possa anche vivere dal vivo, seppur con una rappresentanza, perché eravamo un pullman da 60 posti, comunque che i nostri ragazzi possano anche vedere quanto purtroppo è accaduto. Saluto Paolo Fresu, grazie perché siamo onorati sicuramente della tua presenza. Quando Domenico mi chiama, quando organizza il premio mi chiama 25-30 volte al giorno. Quando capisce che non gli rispondo scrive, ma non scrive trattati, che poi la notte dalle 10 alle 11 un'ora per leggere quello che ci... Vero lui? No, però veramente ci mette il cuore. Quando mi ha detto di questa scelta sicuramente non potevamo che essere contenti, e ti saluto da parte di tutta l'amministrazione. L'ANPI l'ho già ringraziato tutto, ma ringrazio anche Luisa, c'è la nostra segretaria della CISL. La CGL, scusa. Ex segretaria. Ho fatto no, perché poi vabbè, dai, io comunque ho ottimi rapporti con tutti i sindacati, componente dell'ANPI. Saluto il mio amico Giuliano e saluto il direttore del Consorzio Porto Rotondo Paolo Manca. E il sindaco di Berchidda. L'ex sindaco di Berchidda. Sicuramente insomma anche la cittadina di Berchidda è contenta di questa mattinata e di questo riconoscimento, ne sono certa. Grazie a tutti i ragazzi, io credo che voi che siate veramente i protagonisti di questa giornata e che Paolo sia solo il tramite
è portatore di questi valori. Quindi auguro a tutti veramente una bella mattinata intensa e che possiate tornare a casa con un bel ricordo. Grazie. A chi tocca? Beh, io darei la parola a Piero Cossu, che dirigerà un po' i nostri lavori della mattinata, perché lui è più bravo di me nel gestire un po' un'assemblea. Pier, ven a Chicci e io mi trasferisco lì. Forse ci stiamo incartando, ma Non fa niente. Guarda, mi sposto io lì, vieni qua. Dove vado io lì? forse ci stiamo incartando davvero. Va bene, dov'è? Cosa devo fare? Cos'è? Allora, a chi diamo la parola adesso? Beh, c'è Giuliano Marongiu che sicuramente ci porterà il saluto di una grande attività sua personale per quello che rappresenta nel suo mondo e anche di tutte le attività culturali che promuove, perché tutto questo noi lo caratterizza anche questo nostro impegno del legame col mondo della cultura e dell'arte, e quindi tu che ne sei uno dei grandi protagonisti sardi, credo che un tuo contributo. Grazie, buongiorno a tutti. Sono onorato. Io quando ho letto di questo appuntamento mi sono organizzato e da Cagliari assolutamente sono arrivato qua perché ho stima di questa iniziativa, un'iniziativa che parla di pace, di diritti, che lotta contro le disuguaglianze, quindi a favore delle unicità. Non può che avere una sottolineatura di gradimento e di apprezzamento da parte di chiunque, e soprattutto il destinatario di questo premio, un uomo che con la sua musica produce bellezza, che porta orgoglio nel mondo e porta dentro la sua musica anche noi che apparteniamo al suo mondo, quello che ha ispirato la sua arte, lui che ha modo davvero di far fiorire queste note e di riuscire a catalizzare davvero l'ammirazione di chiunque, perché lui ha la possibilità di esprimersi con un linguaggio universale e di parlare anche con chi non conosce la nostra lingua, ma può capire il nostro sentimento che attraverso di lui si esprime. E poi c'è una particolarità, quindi ovviamente voglio sottolineare l'applauso per Paolo Fresu e unirmi a tutti coloro che da questo punto di vista hanno voluto dire qualcosa. E poi c'è una cosa che mi lega molto a questa mattina, ed è Joyce Lussu, perché io ho avuto il piacere e l'onore quasi esclusivo, perché insomma questa donna ha attraversato la storia, di conoscerla da vicino, perché lei trascorreva le sue estati a Ovodda, il mio paese, e ci stava per lunghi periodi, e la famiglia che lei frequentava era poi la famiglia della mia più cara amica, quindi ho avuto modo di vedere questa donna da vicino, la sua severità, la sua schiettezza. Era una donna dal carattere difficilissimo, però che poi si scioglieva quando recitava le poesie. Lei ha tradotto Hikmet e ha saputo soprattutto dare valore e forma ai contenuti. La sua storia probabilmente l'aveva indurita da una parte, ma quel suo modo di guardare ai valori del mondo e combattere per difenderli invece aveva creato la gentilezza che Paolo porta dentro la sua musica e che ogni artista ha modo di portare con sé quando esprime la sua arte. Mi fermo qua e faccio i complimenti a questa associazione che veramente ha portato e credo che farà di questo premio grandi cose, e volevo ricambiare il saluto a Sabrina, all'amministrazione comunale. Grazie a tutti e viva i giovani, siete la forza di tutto. Grazie per il contributo. Io darei la parola al professor Punzo, però prima due
proprio una frase per illustrare questo piccolo riconoscimento per noi grande, che rappresenta, è tratto dal manifesto del 25 aprile di quest'anno, del 2024. È una elaborazione, un'interpretazione del manifesto del 25 aprile, che ha come slogan "Viva l'Italia antifascista", che è ripresa a sua volta da quella frase pronunciata in apertura della stagione al Teatro La Scala di Milano da un cittadino che ha pronunciato quella frase, ed è stato subito preso in consegna dagli agenti della Digos e a cui sono stati chiesti documenti per riconoscerlo. In un paese civile e democratico, nel nostro paese, si può anche andare in giro senza documenti fino a prova contraria. Purtroppo quello che sta succedendo va in tutt'altra direzione. Però questo riconoscimento questa simbologia nasce da questo fatto e rappresenta l'Italia antifascista. Prego il professor Punzo. Ciro Punzo e Alessandro. Prendo un attimo in prestito il collega buongiorno a tutti, grazie soprattutto all'ANPI e nella persona di Domenico Piccinu, che ha dato a noi la possibilità praticamente di fare un qualche cosa per questa manifestazione. Cosa posso dire? Io a nome della scuola, i miei alunni che sono qui presenti, ringraziamo tutti per la vostra generosità, per la vostra non so come definirla. Noi siamo qui, non ci credevamo neanche nella realizzazione di questa opera. Quest'opera l'abbiamo realizzata io, il collega e i miei alunni. Do la parola al collega, che lui ha lavorato più di me su questo lavoro, perché lui si occupa di informatica, e lui spiega cosa abbiamo realizzato. Prego. Allora, è stato un piacere quando ci hanno proposto di realizzare quest'opera per una giornata così importante e per una persona importante, insomma. Quindi già da lì siamo partiti, già spediti su un progetto che si riferiva alla giornata, quindi abbiamo preso l'immagine della locandina, l'abbiamo trasformata in un formato in cui il macchinario potesse leggere il disegno, e poi abbiamo introdotto tutte le parti, la sigla dell'ANPI, l'AMSICORA, che è la scuola che, diciamo, con la classe che ha realizzato il progetto, e la premiazione, la terza edizione della premiazione all'artista Paolo. E quindi niente, è stato già dal primo momento molto interessante, sempre più, diciamo, una cosa bella da fare. I ragazzi sono stati molto coinvolti nel partecipare alla realizzazione del progetto, e niente, un grazie a tutti, e siamo qua a presentare la C'è ancora un'altra cosa che poi diremo più avanti, no? No, però anticipa. Possiamo Così anticipare. c'è la vice sindaca e se ne fa carico anche lei. Oltre a questo, diciamo, manufatto, l'ANPI ci ha chiesto di realizzare una scultura. Stiamo realizzando questa scultura, è un papavero in rame che verrà, forse, non lo so, io non dico nulla. Avevamo concordato con il sindaco l'anno scorso. Lo sta chiedendo Domenico, verrà messo sul lungomare di Olbia. Questo per noi è soltanto un piacere, è la quarta scultura, se verrà messa questa. Abbiamo fatto 3 sculture, di cui una è la porta che voi trovate davanti al comune di Olbia, le fiamme dei vigili del fuoco, c'è la scultura dell'Avis Olbia, e questa qui dell'ANPI, vediamo. Non anticipiamo Piazza nulla. della Resistenza, Piazza a fianco della alla Resistenza. dicitura Piazza della Ci Resistenza sarà mettiamo
Finalmente La c'è la targa, targa, dopo per adesso tanto battagliare. abbiamo solo la targa. E adesso dal 25 aprile abbiamo anche il Noi ci papavero. auguriamo di vedere anche questa scultura, non anticipiamo nulla, però la stiamo realizzando con i ragazzi. Grazie mille. Grazie. Darei la parola al professor Pace. Posso fare io una piccolissima... Certo, assolutamente. Professor Pace, anche lui è un insegnante, del liceo scientifico che collabora con noi da molto tempo. Abbiamo realizzato insieme tante belle cose, anche la presentazione di libri, abbiamo ricordato la figura di Girolamo Soggiu e di Bianca Repepi Soggiu, che sono degli antifascisti che sono stati riconosciuti come giusti fra le nazioni dallo Yad Vashem di Gerusalemme, e siccome sono nostri cittadini di Olbia hanno scelto di essere tumulati a Tavolara. Il professor Pace a suo tempo raccontò la vicenda. Allora, buongiorno a tutti, io sono molto contento di essere qui, di aver portato una classe di liceo scientifico. Il liceo scientifico ci teneva assolutamente a essere presente a questa manifestazione e con i miei studenti siamo qui per portare la nostra testimonianza, ed è un momento importante anche che siamo qui in biblioteca. L'idea è che il mondo dei libri possa avere una ricaduta nella realtà reale, concreta, in più incontrarci e vedere che siamo tanti, numerosi come oggi, ci rafforza, ci dà la sensazione che le battaglie utili e giuste sono quelle che ci uniscono e non quelle che ci dividono. Quindi grazie a voi. Bene, abbiamo nel nostro paese un sindaco pescatore, qui abbiamo un ex sindaco, oggi olivicoltore. Gli darei la parola per un saluto all'ex sindaco di Berchinda. Inventore, diciamo, Paolo Fresu di Time Jazz. Prego, Angelo. Siccome l'ulivo è l'albero della pace, mi auguro che questo incontro sia il prodromo di un processo davvero che porti alla pace, perché ne abbiamo bisogno. Sono anche contento di essere qui a fare compagnia a Paolo, che quando io ero un giovane sindaco mi ha aiutato a sollevare un po', diciamo, le sorti del nostro piccolo paese dal punto di vista culturale. Tant'è che possiamo considerare il singolo Paolo ormai dopo 30 anni di festival e dopo la sua dedizione al paese lo possiamo considerare come un sindaco in contumacia. E come sindaco in contumacia è riuscito a fare una cosa che neanche il più bravo sindaco di questo mondo sarebbe stato capace di fare, cioè elevare un grandissimo monumento alla cultura che è diventato Time in Jazz. E quindi grazie Paolo, grazie a Lampi per questa bella manifestazione, buon lavoro. Bene, grazie Angelo. Io a questo punto darei la parola a Vincenzo Calò a nome della segreteria nazionale dell'AMPI. Grazie Piero, io devo innanzitutto ringraziare Domenico per la spregiudicatezza, per la leggerezza attraverso cui una cosa importante, perché per noi lo è una cosa importante, ha affrontato questo percorso e dà valore al nostro ruolo e all'ideale punto di incontro con chi si fa portatore di valori. L'hai detto tu, Domenico, seppure io credo, aprendo e chiudendo una parentesi veloce, non bisogna crederti quando dici che parli per 5 minuti, perché non solo parli per più di 5 minuti, ma poi reintervieni anche e quindi impedisci agli altri di dire quello che avevano programmato di dire. Detto ciò, e per ringraziarlo in maniera un po' più allegra, diciamo, vista la circostanza che
di questi valori. Si è parlato di umanità, si è parlato di pace, si è parlato di solidarietà, si è parlato di diritti, si è parlato di uguaglianze. Credo che abbiano bisogno di veicoli, non hanno bisogno solo di promoter, ovvero noi che indegnamente cerchiamo di perorare le cause di queste ragioni, ma hanno bisogno di portatori sani. E l'individuazione nella persona di Paolo Fresu del testimonial ideale di questi valori, l'hai detto tu, portatore di questi valori, dimostra come poi la musica possa essere un veicolo importante perché questi valori arrivino a tutti. Quindi più che essere un'affermazione di se stessi, è un atto di generosità, un riconoscimento che noi realmente vogliamo portare a Paolo Fresu, che banalmente possiamo definire ringraziamento per questa missione che probabilmente è cominciata molti anni fa, lo diceva il sindaco, e che ora non smette di essere in ogni luogo del mondo. Quindi per noi è significativamente un fatto importante. Peraltro vedo, caro Domenico, che il pessimismo della ragione ha preso il sopravvento sull'ottimismo della volontà, perché vedendo la grande partecipazione e ringraziando il luogo dove siamo, la prossima volta pensiamo ad uno spazio decisamente più grande. Battute a parte, siamo, lo diceva qualcuno, in una biblioteca, in un luogo di cultura, ed è un altro termine, un altro argomento che ritorna. E noi siamo quelli che vanno in controtendenza, ce lo vogliamo dire, perché in un mondo dove l'affermazione della legge del più forte, l'uso della violenza, i venti di guerra che soffiano impietosi, le ragioni della negazione dei diritti, scusatemi, lo voglio dire senza mezzi termini, non è umano, non ha alcun riferimento ai concetti di giustizia esibire il corpo di una ragazza, un'italiana in Ungheria, maltrattata, tenuta al guinzaglio come fosse un cane, in nome di una giustizia che non può essere tale. Mi permetto di dire che ogni buon italiano, partendo dal governo, a cui riconosciamo la titolarità di poter essere protagonista della difesa dei diritti degli italiani anche all'estero, dovrebbe spendersi il più possibile perché quello non sia un corpo da esibire così come viene fatto, ma al limite sia una persona sulla quale fare giustizia, qualunque sia la giustizia che poi verrà posta in essere in quel paese. Quindi in questo contesto noi andiamo in controtendenza, perché parliamo di pace, perché parliamo di diritti, perché parliamo di cultura. E per fare questo non dimentichiamo da dove veniamo. Vedete, sui cancelli di Auschwitz si è detto che si farà, me lo auguro, questo viaggio simbolico di conoscenza. Sui cancelli di Auschwitz era scritto Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, che era l'umiliazione più grande che poteva essere posta nei confronti di una persona, di un essere umano. Perché noi sappiamo che non è il lavoro quel tipo di lavoro che rende liberi, ma è la cultura, è la conoscenza. E quindi ancora una volta ritorna il punto d'incontro ideale, col luogo dove siamo, con la nostra missione, col ruolo della musica. Perché attraverso la musica, in quel periodo e nei momenti più drammatici della storia del nostro paese, della storia d'Europa, nascevano le speranze. La musica rappresentava quella possibilità di andare oltre i recinti, di avere un orizzonte che fosse più ampio di quello che veniva circoscritto. Ecco perché i punti d'incontro non sono occasionali, sono sì simbolici, ma hanno l'elemento fondamentale della concretezza. Noi crediamo fortemente in questa concretezza, in questo bisogno che ci sia qualcuno, e veniamo a quello che siamo noi, che perché no, svolga anche un ruolo, come si direbbe, di trade union, di punto d'incontro tra queste speranze simboliche intorno a questo sistema di valori e coloro i quali possono essere i tramiti di queste speranze. Ecco perché non mi stupisco che ci sia così tanta attenzione e consapevolezza nell'attribuzione di questo premio a Paolo Fresu. Non mi stupisco che noi come comunità nazionale abbracciamo questa causa, perché non è solo un fatto specifico di un territorio, è un fatto simbolico di tutti coloro i quali si ritrovano intorno ad un sistema di valori. E permettetemi, io ringrazio senza retorica, chi mi conosce lo sa bene, la vice sindaca Sabrina Serra, perché questo suo riconoscere i valori costituzionali come assoluti, al di là delle partigianerie che qualcuno crede debbano essere adoperate, è il modo migliore per affrontare l'idea
di un paese unitario e unico, che dal dopoguerra avrebbero dovuto compiutamente ritrovarsi come deve essere nei valori costituzionali. Laddove tutti ci si ritrova nei valori costituzionali, le differenze possano essere di pensiero politico o qualsiasi altra ragione, ma sui binari del buon senso e della logica. Quello a cui noi non dovremo mai porgere il fianco è l'idea che la Costituzione possa essere un fardello piuttosto che un'opportunità, perché la Costituzione, che ha rappresentato il punto d'incontro tra il pluralismo del nostro paese in nome di un'idea di paese, di libertà, di progresso, di coscienza comune, che ha unito il nord e il sud, che ha unito le diverse ideologie, non può che essere il riferimento principale per ognuno di noi. E quando un amministratore, nella fattispecie un assessore alla cultura, un vice sindaco, nelle modalità che sono anche insomma cordiali per come si è visto, riconosce la titolarità dei ruoli e dei valori costituzionali, beh, io penso che siamo davvero un bel pezzo avanti, e quindi il mio ringraziamento è sincero e franco per il ruolo dell'amministrazione comunale. Questo ci permette di dire che nella prospettiva dei giovani io non posso dimenticare una cosa. Qualche giorno fa noi abbiamo svolto una conferenza di organizzazione delle AMPI del Mezzogiorno, e tra i dati che più mi hanno colpito andando a sfrugugliare tra i vari rapporti Censis, Istat e quant'altro, mi ha colpito il dramma della considerazione dei giovani che ha il nostro Mezzogiorno. Negli ultimi 25 anni più di 1.600.000 di giovani del sud e quindi di queste terre hanno lasciato i propri territori per cercare fortuna altrove, tra il nord d'Italia, l'Europa e anche oltreoceano. Ecco, io voglio dire una cosa con grande onestà: è la sconfitta di tutti, è la sconfitta dell'opportunità, è la sconfitta dei diritti, è la sconfitta della presa di coscienza, è la sconfitta del senso di appartenenza. Io penso che noi dovremmo fare di tutto perché gli entusiasmi, e i giovani qui presenti lo dimostrano, la loro consapevolezza, la loro coscienza, il loro sentire civile possano essere delle opportunità e non, come in tanti casi viene percepito, sia qualcosa da stigmatizzare o addirittura da combattere. Ecco, la libertà di esprimersi, la libertà di pensiero, la libertà di essere dovrebbe essere il cimento di ogni buon adulto, perché i giovani si sentano al posto loro ovunque siano e qualsiasi loro decisione sia una scelta e non un'imposizione. Perché i diritti sono qualcosa che non viene concessa da nessuno. I diritti sono qualcosa che una volta conquistati nessuno può toglierti. Quindi l'idea che ci debba essere un'elemosina verso i giovani deve essere impedita dalla titolarità che noi dobbiamo dargli di essere protagonisti del loro futuro. Ecco, nel nostro piccolo, con quello che facciamo, Domenico, col coinvolgimento, con la partecipazione, anche solo con la richiesta generosa di realizzazione di qualcosa che per noi è importante, è un'attribuzione di fiducia. Vuol dire voi potete fare, voi sapete fare. Quindi noi abbiamo da imparare da questo punto di vista e non da concedervi nulla. Quindi simbolicamente voglio ringraziare la scuola, che è un'istituzione così importante evidentemente nel nostro paese, i giovani che si sono offerti alla realizzazione di questo premio. Quindi io penso che noi dobbiamo guardare bene al nostro passato ed esserne orgogliosi. Il premio è dedicato a Giossi Lussu, è stato detto. Noi con questa intitolazione sublimiamo innanzitutto la figura di una donna, che non era solo la moglie di Emilio Lussu. Lei sì, era stata sposata per 2 anni con un fascista. Sceglie di realizzare, per come l'ha definita Emilio, un matrimonio socialista. Guardate, intorno a questa scelta, a queste parole, c'è l'individuazione di una prospettiva di vita. Non è solo l'appartenenza ideologica, politica, perché lei avrà possibilità di sentirsi donna, di essere donna, e noi oggi intitoliamo simbolicamente il premio a lei, perché con lei vogliamo ricordare tutte le donne che hanno contribuito a che questo paese fosse libero, democratico, sono state partigiane, sono state staffette, hanno costruito l'emancipazione sulle montagne. E per dirla con le parole di Marisa Ombra, quando noi eravamo lì su in montagna, nelle grotte, a scaldarci intorno a un focolare, quei partigiani che ci guardavano e ci rispettavano, noi sapevamo che
che lì stavamo costruendo il nostro futuro. Quindi nel riconoscere questo premio a Joyce Luss, simbolicamente riconosciamo la titolarità delle donne della Resistenza ad aver costruito il ruolo della donna di cui beneficiamo oggi e che ancora di più va valorizzato, visto il modo attraverso cui purtroppo spesse volte invece viene delegittimato. E poi nel quadro più complessivo, lo ha detto Domenico, noi ricordiamo la nostra storia. E lui ha citato sì 2 esempi su tutti di storia anche locale, di Girolamo e Bianca Soggio, giusti tra le nazioni, l'uno e l'altra, perché compiono simbolicamente una missione. Loro non si accontentano di essere dalla parte giusta, scelgono di proteggere, di difendere e di consegnare al futuro una ragazza ebrea, proprio mentre nella gran parte dei luoghi del nostro paese il futuro veniva impedito agli ebrei. Quindi una scelta di coraggio. Allora noi oggi qui simbolicamente, con la nostra storia, con quello che rappresentiamo, rendiamo concreto anche un atto di coraggio, il coraggio di una scelta che non c'è nulla che di fatto si sia fermato, ma che tutto può continuare attraverso il nostro ruolo e la prospettiva che diamo alla consapevolezza di essere ancora oggi dalla parte giusta. Quindi simbolicamente il nostro è un cammino che ha nuove tappe, nuovi traguardi. La tappa di oggi è il riconoscimento voluto, sentito, consapevole a Paolo Fresu, proprio per questa rappresentanza di valori anche intimi che solo la musica può garantire e può consegnare al futuro. Questo cammino che un po' mi ricorda uno dei racconti di Tonino Guerra, no? Tonino Guerra, visto che siamo nel tema della cultura, autore contemporaneo, famoso sceneggiatore, non c'è più da qualche anno, però raccontava una cosa che a me ha sempre colpito e che in qualche maniera dava il segno del protagonismo di chi è tutore e garante delle ragioni della storia, quali noi indegnamente siamo. Lui raccontava sempre di fare queste lunghe passeggiate nei sentieri dei boschi, lungo i sentieri dei boschi dell'Emilia Romagna, insieme alla sua nipotina. E camminando ogni tanto si fermava e si voltava indietro. E la nipotina gli chiedeva: ma nonno, perché vi voltate indietro? E lui diceva: andiamo avanti, piccolo, e continuava il suo cammino. Poi dopo un po' si fermava ancora, si voltava indietro e la bambina: ma nonno, perché vi voltate indietro? E lui: andiamo avanti, piccolo, non preoccuparti. Questo ancora 3, 4, 5, 6 volte, fino a che non arriva alla fine del sentiero. Si ferma ancora una volta e si volta indietro. La bambina: nonno, ma insomma, perché vi voltate indietro? E lui dice: vedi, piccola, per sapere bene dove andare e non sbagliare strada, devo avere ben chiaro da dove sto venendo. Ecco, noi siamo i custodi della storia migliore del nostro paese. Ecco perché nel consegnare alle future generazioni questo attestato di speranza, noi acquisiamo la consapevolezza che conoscere la storia, sapere la storia, è l'opportunità che ci diamo perché non sbagliamo strade e guardiamo degnamente al futuro. Ecco, simbolicamente, Paolo, noi consegniamo a te questa missione che tu svolgi già al meglio, chiedendoti di continuare ad essere libero, spregiudicato, consapevole per come sei. E io ho in mente la missione, lo voglio dire, della nostra sezione AMPI nella Scala di Milano, che esiste, fatta di maestri, di musicisti, di addetti ai lavori, e che fanno della cultura e del punto d'incontro tra la storia e la cultura la loro ragione di vita. Ecco, il nostro punto d'incontro è molto più solido di quanto non si dica, perché cultura, storia, speranza, musica e futuro vanno di pari passo. In nome di questa unità di intenti noi ti diamo questo premio e ti ringraziamo profondamente per averlo accettato. Grazie a tutti e a tutti. Bene, io mi associo ai ringraziamenti fatti adesso da Vincenzo e credo che siamo arrivati al momento clou. Adesso spetta a Domenico. Io ringrazio l'amministrazione comunale, i ragazzi, i docenti che hanno lavorato per arrivare a questo giorno, tutti voi presenti, e adesso Domenico consegnerà questo premio a Paolo, che mi pare che sia più che meritato. Siamo davvero onorati e orgogliosi di fare questa iniziativa.
Sì. Venite davanti, se no come premio sembra che gli state dando un bottiglietto d'acqua. Adesso le togliamo anche. Ecco. Aspetta. State lì davanti così poi... Sabri, vieni. Però togliamo perché siamo in tanti. Allora. No, perché stiamo facendo un'ordinanza che non si userà più plastica in nessun ufficio pubblico. Posso spostare lui? Vieni tu. La sigaretta togliamo, che sia a scuola niente più plastica. Ragazzi, vi mettete in piedi là, dai lì, Cristiano Porti, dai, tranquillo. Grazie. Perfetto. Dove? Ho finito il lutto da Billu. Magnifico, grazie, complimenti ragazzi, ragazze e ragazzi. Molto bello. Se stai fermo, forse è meglio. Cioè, vi rendete conto che un vostro lavoro va a casa sua? Cioè, E sarà custodito con molta passione. Grazie. A questo accompagniamo 3 libri. Paolo Lasso, Accompagniamo 3 libri. Uno è del nostro presidente. Sì, anche perché gli daremo la parola adesso, ovviamente. Quindi... Dicevo, al premio realizzato dai ragazzi accompagniamo 3 libri, che uno è del nostro presidente Gianfranco Pagliarulo, Antifascisti adesso. E uno è di un nostro compagno che è presidente emerito dei Circoli dei Sardi a Milano, Tonino Mulas, Antifascisti partigiani sardi. E poi una grande opera artistica di Tattiano Maiore, che è un grande artista sardo, della Maddalena, che purtroppo che è il fratello maggiore dell'editore Dario, che è qui con noi. Vieni Dario, che è qui con noi, e magari gli diamo pure la parola per raccontare un attimino la storia del fratello. Anda bene così. Comunque lui vogliamo fare una foto da solo. mi pare. Vi togliete da dietro. Per non ci forza. fate niente. Aspetta che vengo in te. Paolo, per favore. Non facciamo più io. Scherzo. Domenico, aspetta. Grazie. Dai uno sguardo qui. Una con i professori e con gli studenti. Mi sembra doveroso. Aspetta, prima di farli alzare tutti, però Prima, la parola e poi ragazzi possono fare le foto. Poi con le famiglie, i cugini. Beh, l'avete fatte le foto, ma cavalli le fai da Paolo Frisi, non è solo a pigliarsi lì. Grazie. Allora vado io. Grazie di cuore, sono molto onorato e orgoglioso di questo premio. Quando Domenico mi ha telefonato, grazie all'intervenzione di Angelo Crasta, appunto il mio ex sindaco di Berchida, con il quale siamo legati da una storia ormai di 37 anni, perché il festival è nato nel 1988, ma insomma non raccontiamo la storia del festival. Tra l'altro potete vedere da domani ci sarà un film che girerà, che si chiama Berchida Live, che è stato già al festival, al Torino Film Festival nel mese di novembre, e che arriverà proprio in Sardegna a partire da domani. Domani ci sarà la prima proiezione a Cagliari, poi il film sarà anche a Sassari, se non ero ad Alghero, in alcune città, e poi il 10 agosto a Berchida, immancabile, in piazza, perché molte parti del film che andrete a vedere, se andrete a vederlo, sono proprio consumate su quel palcoscenico, lo stesso palcoscenico dove poi appunto potremo vederlo assieme il 10 di agosto. Che cosa significa per me questo premio? Perché l'ho accolto, perché l'ho accettato con trasporto? Innanzitutto perché ricevere un premio credo che sia sempre un fatto importante. Lo è perché è un po' una gratificazione del lavoro che svolgiamo, del come lo svolgiamo. Un premio non è solamente un qualcosa che riguarda un'attività artistica, sì, ma come è stato giustamente detto, ho apprezzato molto le tue parole,
dietro l'arte c'è un pensiero che è molto più complesso, non è solamente quello del suonare una tromba bene o male, non è solamente quella del cantare bene o male, ma il cantare bene o male implica un rigore, una riflessione a monte su quello che noi vorremmo essere come artisti, semplicemente delle persone che danno un contributo per lo sviluppo di questa società. Ognuno di noi dovrebbe farlo, credo, nella propria vita, che si sia un musicista che suona la tromba, che si sia un professore di una scuola, che si sia un presidente di una cooperativa olearia in questo momento, che si sia uno che munge le pecore in campagna o che uno che guida un autobus. Ognuno di noi nella propria vita dovrebbe contribuire con passione, con dedizione, con trasparenza alla costruzione, all'architettura di questa società che stiamo vivendo. La musica non può sicuramente cambiare il mondo, come non può cambiare il mondo nulla, se non nell'addizione dei pensieri, dei molteplici pensieri di ognuno di noi. E così l'unione fa la forza, solamente tante mani assieme riescono a costruire le cose. Ma ricevere questo premio per me, quindi il primo significato è questo, riconoscere in qualche modo un lavoro di anni che non è solamente, ripeto, quello puramente musicale. Mi sentirei un po' svilito a ricevere un premio perché suono bene la tromba. Mi piacerebbe pensare che dietro quella tromba ci sia invece una vita da riconoscere, che è fatta di molte cose, di un credo. Ho apprezzato molto, mi riconosco totalmente nelle parole rispetto all'antifascismo, rispetto a quel concetto di libertà che abbiamo costruito, anzi meglio che non abbiamo costruito noi, che qualcuno di noi ha costruito prima, da Joyce Lussu a tantissimi altri, a tutti i partigiani, che non è solamente libertà ma che rispetto, che dignità, tutto quel qualcosa che riguarda l'uomo in senso più ampio e che viene ancora a mancare in molte delle società contemporanee. Alcune non l'hanno mai avuto. Alcune sono lontane, altre sono molto vicine, come abbiamo guerre molto vicine in questo momento, ma non dimentichiamoci che esistono delle guerre, molte di più di quelle che stiamo vivendo in questo momento nel nostro Mediterraneo, che sono guerre lontane di cui si parla probabilmente poco. I temi legati alla migrazione, il tema delle diversità, tutte indistinte, che è il tema delle uguaglianze, perché come dire, rappresentare, difendere le uguaglianze significa riconoscere soprattutto le diversità. E allora sono tutti temi che la musica effettivamente può aiutare a dipanare, a risolvere, perché la musica effettivamente è un linguaggio universale che arriva in maniera veloce, in maniera indistinta a tutti. 10 giorni fa ero in tour in India, ero a New Delhi, a Mumbai e a Bangalore e ho semplicemente suonato la tromba. Che cosa vi ho portato? Cosa ho portato con quel suono? Ho portato me stesso, ho portato la mia storia, ho portato la mia storia sarda. Io sono di Berchida, come è stato detto, ho portato la mia storia italiana, la cantabilità che fa parte del nostro mondo, ma non avevo bisogno di spiegarlo attraverso le parole. E potevo farlo in una maniera molto semplice, semplicemente emettendo un suono e sapendo che quel suono è la rappresentazione di una voce interiore, che è quella di un vissuto, diciamo, sugonnotu, come si dice a Nuoro, una parola molto bella, mi piace, noi non la usiamo a Berchida. Sugonnotu è quello che si ha, quello che si conosce. E che cos'è che si conosce? Si conosce quello che si è vissuto, semplicemente. Allora, sugonnotu è memoria, è rispetto, è tradizione da una parte, ma allo stesso tempo è anche voglia poi di non solo di vivere il presente, ma soprattutto di provare a vedere uno squarcio che ci può portare verso il futuro. Questi sono temi molto importanti, ci avviciniamo al 25 aprile, nella quale giornata spesso troppo si discute su quelli che sono i concetti dell'antifascismo, i concetti legati alla libertà, alla dignità, tutte quelle cose che abbiamo detto e che sono intoccabili. Ovviamente lo sono totalmente. Io sempre il 25 aprile suono Bella Ciao, lo farò anche questo anno. Lo farò anche questo anno perché deve essere fatto, perché appunto se è vero che ognuno di noi deve costruire questo mondo, io posso costruirlo con quello che possiedo. Possiedo una tromba, dietro quella tromba c'è un afflato che è quello che vivo tutti i giorni e quindi quello è lo strumento per raccontare quello che sono. E allora
Mi ricordo di un 25 aprile speciale, peraltro quello del 2021, proprio il primo anno della pandemia, quando ci eravamo fermati, se non erro, i primi di marzo, e ricordo perfettamente il momento in cui il sindaco di Bologna, il sindaco di allora, Merola, mi telefonò per chiedermi di andare in Piazza Maggiore a suonare il silenzio. Per chi? Per nessuno, perché nessuno poteva essere in Piazza Maggiore, c'ero io e c'era lui. E mi ricordo perfettamente che quella mattina per la prima volta indossai un paio di scarpe buone, perché fino ad allora non ne avevo avuto bisogno, non dovevo andare da nessuna parte, ero chiuso in casa come tutti, anche se i primi giorni di marzo noi artisti, lo ricorderete, alle 6 del pomeriggio aprivamo i balconi di casa e suonavamo per gli altri. E questo racconta quanto la musica può essere un linguaggio straordinario e senza la quale probabilmente noi non potremo vivere, senza la musica, senza i libri, senza la cultura e senza quella conoscenza che ci può raccontare il passato e il presente che dobbiamo consegnare a questi ragazzi straordinari che sono qua stamattina. Però leggo anche questo premio in un altro modo, forse più banale apparentemente, forse più egoistico, che è quello che è un premio che viene consegnato qua, viene consegnato in Sardegna. E quindi dopo aver letto tutte le cose di quali abbiamo parlato stamane, un premio consegnato in Sardegna è per me un premio speciale. Lo è rispetto a tanti altri che ho ricevuto, perché è vero che ne ho ricevuti tanti, ma ricevere un premio in Sardegna è come dire, aggiungere un piccolo pezzo ad una storia personale che è un vissuto sugonnoto di cui parlavamo prima, che allo stesso tempo è anche una riflessione su quello che per noi dovrebbe essere la Sardegna. Per molti anni da artista, tutte le volte che andavo fuori, mi chiedevano, come fai a vivere a Parigi o a vivere a Bologna? Non hai bisogno di essere in Sardegna? Dicevo sì, certo che ho bisogno di essere in Sardegna, ma la nostra vita si svolge anche altrove, abbiamo bisogno di muoverci, di andare in un altro luogo perché è necessario farlo. E oggi, in questi anni, la riflessione su che cosa significa per me vivere in Sardegna, o meglio, che cosa significa la Sardegna in senso più ampio, è diventata una riflessione più approfondita, più complessa, perché per un certo tempo ho vissuto una idea di Sardegna un po' romantica, no? Quella che abbandonavo una terra bella dove ci sono dei profumi del cisto, del mirto, tutte quelle cose che quando arriviamo con la nave in prima mattinata ritroviamo e che io ho trovato solamente in India, con l'odore dell'India, quello di 40 anni fa, non quella che ho vissuto adesso, non c'è più l'odore dell'India, ma 40 anni fa, quando sono sbarcato la prima volta a Nuova Delhi, prendendo un aereo da Roma, non ero mai uscito dall'Italia, scusate, non ero neanche mai stato a Chiasso, cioè proprio la prima volta che io sono uscito dall'Italia ho preso un aereo da Roma e sono sbarcato a Nuova Delhi e sono rimasto sconvolto da quella terra, da quel luogo e soprattutto da quell'odore misto di cremazioni malfatte, di spezie, di curry, eccetera, eccetera. Ecco, in Sardegna c'è un odore che è forte, che è riconoscibile, che è tangibile, che è in qualche modo unico. Ma al di là di questo, penso che la nostra isola, nella sua bellezza paradisiaca, è uno dei luoghi più belli del mondo. Io ne ho visti tanti, anche luoghi di mare, nei Caraibi, eccetera, eccetera, ma poi quando torno e vedo questo arcipelago, cosa c'è di più bello nel mondo di questo luogo qua? Però penso che la Sardegna, nella sua bellezza, abbia bisogno, come tutte le terre, semplicemente come tutte le altre, di una riflessione su quello che è e su quello che vorrebbe essere. E le riflessioni si fanno solamente nella possibilità di scoprire l'altro, di dialogare con gli altri, di dialogare con le altre culture, con le altre terre, non solo le isole, laddove solamente se siamo capaci di viaggiare, di vedere il mondo, ma possiamo viaggiare oggi anche da casa nostra, non è necessariamente un viaggio fisico, ci rendiamo conto di delle cose straordinarie che abbiamo, ma anche di ciò che dobbiamo cambiare in meglio, di ciò che possiamo migliorare. E da questo punto di vista, dunque, questa idea romantica di una Sardegna che mi manca è cambiata nel tempo, perché ogni tanto vedo la Sardegna come deve essere, in maniera anche critica. Una Sardegna che alcune volte implode, una Sardegna dove ci sono
i sardi che pensano che salsicce buone come quelle nostre non ce ne sono nel mondo, che il nostro formaggio è il migliore di tutti, mia madre che grazie a Dio ha 97 anni e vive ancora sola, che vedrò più tardi a Berchida, quando veniva a Bologna, io abitavo sull'Appennino tosco-emiliano, si portava il sale e lo zucchero, perché diceva che sale e zucchero come quelli che portava lei dalla Sardegna non ce n'era, dunque i papassini, le ciambelle, le tilicas, eccetera, eccetera, non uscivano bene. Io penso che in realtà io di salsicce buone ne ho mangiate dappertutto e anche di formaggio straordinario, seppur io ogni tanto a casa mia appassiono di Budusò e glielo compro molto volentieri. Penso che nel mondo ci siano cose dappertutto straordinarie, ci siano solamente cose da scambiare. Noi abbiamo cose magnifiche che dobbiamo necessariamente portare agli altri, quanto gli altri hanno cose magnifiche che noi dobbiamo recepire, che dobbiamo conoscere. Solamente in questo scambio possiamo costruire una Sardegna nuova che sia realmente contemporanea, che sia capace di guardarsi intorno, di guardarsi dentro, ma allo stesso tempo di essere attenta agli ascolti, quelli degli altri, quelli che noi nel jazz in particolare mettiamo in atto ogni giorno. Quando suoniamo, ascoltiamo, non siamo concentrati su quello che facciamo noi. Certo, dobbiamo essere concentrati su ciò che facciamo, ma allo stesso tempo dobbiamo soprattutto sentire quello che stanno facendo gli altri e soprattutto dobbiamo lasciare agli altri l'opportunità di dire qualcosa. Questo si chiama interplay nel jazz, è una parola bellissima, interplay, parlare tra le persone, e che è quello che sta mancando in questo momento storico. La diplomazia è quello che sta mancando nel Medio Oriente, quello che sta mancando nelle nostre guerre, quello che sta mancando alcune volte anche nel nostro Parlamento, in tanti luoghi, che un gridare continuo, che semplicemente non ascoltare l'altro, che comunque nella sua diversità può avere qualcosa da dirci di importante. La Sardegna è una specie di pietra per me. Ricordo una volta partì da Parigi, andai a Tunisi in aereo, e mentre il comandante diceva che stavamo per atterrare, io guardai dal finestrino e stavamo passando sopra Cagliari. L'Africa è a un passo da casa nostra, quell'Africa della quale purtroppo conosciamo tutte le problematiche che poi sfociano nella migrazione, che è un tema più complesso, laddove dietro ci sono 1000 altre problematiche, 1000 altre piaghe, eccetera, eccetera. Allora la Sardegna è un sasso enorme lanciato nel Mediterraneo, il Mediterraneo è una specie di lago alla fine, è talmente piccolo se pensiamo agli oceani del mondo, che sapete bene che un sasso che lanciamo in un lago o in una piccola bacinella d'acqua crea dei cerchi concentrici. Giocavamo da piccoli a fare questo, no? Questi cerchi concentrici, un sasso grande come la Sardegna fa sì che si creino dei cerchi molto ampi che non si fermano, che vanno a lambire le coste del Mediterraneo, quelle del Maghreb, quelle delle isole di Creta, di Cipro, di Malta, della Grecia, che arrivano dappertutto, in Spagna, in Francia, in Corsica. Sono passato poco fa con l'aereo, anche lì il comandante ha detto stiamo atterrando, guardato sotto, dicevo ma queste baiette non le riconoscono, eravamo ancora in Corsica e stavamo scendendo. Allora questa Sardegna è una specie di sasso che ha una responsabilità importante, perché ognuno di noi attraverso un'azione quotidiana nel nostro piccolo, oggi ci rendiamo conto con internet, con le televisioni, che la nostra piccola azione in qualche modo diventa un'azione collettiva, no? E quindi è necessario avere una coscienza del cosa dobbiamo fare e del cosa non dobbiamo fare sotto tutti i punti di vista. E poi la Sardegna è un server. A pensarci bene, tutta la storia di internet sapete bene che è nata in Sardegna allora, con Videolina prima e con tutto quello che è accaduto. E un server che cos'è? Un server è un qualcosa attraverso il quale si lancia un messaggio verso un altro da qualsiasi parte del mondo, ma allo stesso tempo è un luogo dove si riceve quello che arriva. Ecco, la Sardegna dal mio punto di vista è un sasso lanciato nel Mediterraneo ed è un server contemporaneo dal quale molte cose possono nascere, non solamente quelle politiche. C'è stata un'aspettativa politica enorme in questo momento sulle elezioni delle nostre regionali, perché comunque la nostra isola ha sempre segnato dei passi importanti, non solo perché una buona parte della politica italiana è stata
scritta dai sardi, non solo perché la Costituzione in buona parte è stata scritta dai sardi, ma perché comunque è un'isola che nella sua continentalità, per riprendere una frase di Marcello Serra degli anni 60, un libro magnifico, lo consiglio ai ragazzi, si chiama Sardegna quasi un continente, perché la Sardegna è quasi un continente. Se viaggiamo da Olbia oggi per andare a Cagliari attraverseremo lande infinite di luoghi totalmente diversi sotto tutti i punti di vista, i visi, i dialetti, tutto quello che possediamo. Forse ci sono poche realtà in Italia così ricche di una continentalità come un'isola. Può essere apparentemente un ossimoro, ma di fatto è così. E allora questa terra così forte, così importante, così controversa per certi versi sui temi del lavoro, su tutto quello che è accaduto in questi anni, è una terra da mare, certo, e quindi mi dispiace quando io sono fuori e non sono in Sardegna, ma allo stesso tempo anche è una terra da, oserei dire, criticare, perché solamente attraverso la critica, attraverso la possibilità di vedere che cosa accade realmente, possiamo essere in grado di costruirla meglio, di renderla migliore e di farne veramente un luogo che è unico nella nostra Europa e non solo. Ricevere un premio in questo luogo dunque ha per me questo significato particolare. È semplicemente non un incensare, ma è il bisogno, come dire, un invito ancora di più ad approfondire quei temi legati all'insularità, legati alla sardità. Sembrano parole vuote. Una volta dicevo che ogni tanto qualcuno mi chiedeva che cos'è la sardità e dicevo insomma, mi sembra un po' una fesseria. No, non è una fesseria, è una parola molto molto importante, dipende da come la si legge. Sardità non è solamente pensare che noi abbiamo la migliore salsiccia del mondo, il miglior formaggio, che non c'è luogo più bello della Sardegna, oppure al contrario, sardità può significare anche pensare che tutto quello che arriva da fuori è migliore di quello che abbiamo noi. Per me sardità è essere semplicemente ad armi pari. Io sono un sardo con la sua storia, con la sua ricchezza, con i suoi valori molto forti, vengo da una famiglia di contadini e di pastori, e semplicemente quello che devo fare da sardo è condividere quello che posseggo con gli altri nel mondo, indipendentemente da tutto. E condividere le cose significa non necessariamente pensare di essere i migliori, ma semplicemente pensare di essere una parte di un percorso comune. È come quando si va una cena multietnica in cui ognuno deve portare un piatto da casa, un italiano, un sardo, uno del Maghreb, un asiatico. Se ognuno porta da casa qualcosa e lo mette sul tavolo e ognuno si siede su quella tavola e si mangia solamente il suo piatto, quella cena non ha ragione di essere. Ha ragione di essere una cena in cui ognuno porta la propria cultura, il proprio mondo, i propri gusti, le proprie religioni, le proprie usanze, e poi si prova ad assaporare da tutte le parti, perché solamente facendo questo riusciamo a capire effettivamente di che cosa abbiamo bisogno, se tutto quello che facciamo va bene oppure se dobbiamo migliorarci. Allora questo è il senso mio di stamattina. Io ho letto in questo modo questo premio, non mi aspettavo una platea così ricca, non mi aspettavo così tanti giovani, e credo che se questo premio abbia futuro, perché deve averlo effettivamente, perché è importante aver messo insieme storie che sono quelle di Joyce Lussu, che rappresenta una parte della storia importante, non tanto come è stato giustamente detto perché era la moglie di Emilio Russu, ma perché è stata una partigiana vera, e perché è stata una donna, e in questo momento la riflessione sulle donne, non solo sul tema del femminicidio, ma proprio sulla dignità, sui diritti delle donne, è un tema molto molto caro. Parliamo dei partigiani, parliamo di una storia che non possiamo assolutamente né dimenticare né tantomeno recidere. Parliamo di una città in grande movimento, quale è questa di Olbia, che rappresenta un territorio importante del quale fa parte anche Berchida, che è vero che in questi 37 anni ha dimostrato quanto i piccoli borghi possono essere i veri elementi di crescita dei nostri territori. Berchida ha dimostrato in 37 anni che anche in un piccolo paese di poco meno di 3.000 anime si può fare qualcosa di importante, qualcosa di grande, e questa è una scommessa
una scommessa vinta, ma come ha detto giustamente Angelo, una scommessa quotidiana, perché ogni giorno bisogna battagliare per riconoscere e dimostrare quanto la cultura sia importante e quanto la cultura sia capace di costruire il presente e di costruire il nostro futuro. Quindi grazie di cuore, perché questo premio per me è un plurisignificato importante che quando adesso andrò a Berchida più tardi, mia madre mi chiederà cosa hai fatto, ma gli dirò: mamma, ho ricevuto l'ennesimo premio, e lei mi dirà che cos'era. Credo che sarà un po' difficile raccontare tutto ciò, però probabilmente quando gli dirò di Joyce Lussu, quando gli dirò dei partigiani, dirà: hai fatto bene a prenderlo.